162.600 euro, 45.100 euro dal conto corrente del centro parrocchiale, 117.500 da quello della parrocchia consacrata ai santi Simone e Giuda. E questa è la cifra truffata a Villatora di Saonara da abilissimi malviventi che sono riusciti a farsi consegnare le chiavi per poter sottrarre l'ingentissima somma attraverso movimenti da sportelli ATM di due diverse filiali di Napoli della banca della parrocchia. Frutto di una raccolta fondi e di risparmi, il denaro era destinato a interventi di manutenzione delle opere parrocchiali e alla realizzazione di un magazzino. È la sera del 18 dicembre quando a cadere nella trappola è il parroco di Villatora, don Valentino Sguotti. Scoperta la truffa solo il mattino seguente, dopo la telefonata della banca, il sacerdote con il consiglio pastorale e i consiglieri per la gestione economica hanno informato i cittadini attraverso un'edizione straordinaria del bollettino parrocchiale. Sotto shock la comunità. E sicuramente Don Valentino non è uno sprovveduto, probabilmente tutto è accaduto in un momento così che ha abbassato l'attenzione, però mi auguro appunto che la cosa si risolva. Io spero veramente che si riesca comunque a rientrare di questa cifra attraverso quei cavilli, le leve che si possono fare sull'importo che è stato prelevato, che è notevole, dove ci dovrebbero essere dei banner precisi oltre i quali appunto non si possono prelevare. La truffa patita è stata denunciata dalla parrocchia che ha anche informato il vescovo e gli uffici competenti della curia padovana. Tutti sono al lavoro per recuperare il denaro, vitale per la gestione delle opere e delle strutture della comunità di Villatora di Saonara. Sono forti dispiacere, lo sconforto e lo smarrimento del parroco, si legge nel bollettino parrocchiale, che si conclude con un invito ad alzare l'attenzione contro truffe che si stanno affinando a tal punto da imbrogliare anche le persone più scrupolose.